Girgenti Acque tenta la strada del concordato preventivo, già seguita dalla Idrotecne. La società di gestione del servizio idrico si è già rivolta al Tribunale fallimentare di Agrigento per cercare appunto di accedere alla procedura che se da un lato servirà al risanamento dell'azienda, dall'altro rischia di lasciare a secco molti di coloro che hanno oggi crediti nei confronti dell'azienda, che conta oggi debiti per oltre 89 milioni di euro. Un indebitamento sostenibile, precisano dalla società, sostenibile in ragione degli ingenti crediti vantati, almeno in prospettiva. La società conta oggi 178 dipendenti, cui si aggiungono i 150 lavoratori di Idrotecne. Vanta oltre 47 milioni di euro di crediti, in parte oggetto di recupero coattivo, nonché somme pari a 200 milioni di euro per contenziosi attivi, essenzialmente relativi al riconoscimento di maggiori compensi tariffari, ma dipendenti dall'esito di specifici ricorsi presentati contro lato e lati, soprattutto per il calcolo delle tariffe. L'indebitamento della società è comunque di 89 milioni. Ricordiamo che Girgenti Acqua ha ricevuto l'interdittiva antimafia preventiva ed adesso è gestita da un commissario. Non si esclude, ma questa è notizia delle prossime ore, che l'altra società satellite a lei strettamente collegata possa seguire lo stesso destino. Potrebbe dunque esplodere un nuovo terremoto.